Ciao amici del T-Gym, oggi andremo alla scoperta del padel e siamo in compagnia di Giovanni. Ciao Giovanni. Ciao, buonasera a tutti. Giovanni è un maestro di padel e ci racconterà oggi questa disciplina poco conosciuta in Italia. Sì, diciamo che il paddle sta arrivando in Italia da circa 3-4 anni, è nato tantissimi anni fa, circa negli anni 70, da un benestante messicano che, innamorato del tennis, voleva costruire un campo all'interno del suo cortile. Le misure erano più piccoline, per cui è venuto fuori, diciamo, un pochino per errore, ecco, questo campo, che poi in realtà dopo è risultato vincente, perché dopo sono state tirate fuori le varie regole e di conseguenza il gioco vero e proprio del paddle. È un gioco molto divertente, molto dinamico, aggregante, si gioca sempre in quattro. La particolarità è che la palla, dopo il rimbalzo nel campo avversario, può andare, diciamo, a sbattere sui vetri, sia quelli di fondo sia quelli laterali, e chiaramente la persona che deve andare a recuperare la pallina la prende prima che il rimbalzo, diciamo, che la palla ritocchi per terra, e così il gioco si riprende. Tu sei un ex campione di tennis e sei passato a questa disciplina. È uno sport che potrebbero praticare tutti? Sì, diciamo, campione è tanto. Sono un giocatore, un ex giocatore di tennis che ha lasciato circa 4 anni fa il tennis per seguire direttamente il padel. È una disciplina che può essere praticata da tutti, dai piccoli fino ad arrivare alle persone molto più grandi, soprattutto i bambini e anche tantissime donne. È un'attrezzatura differente rispetto al tennis. Tu quale consiglieresti per praticarlo? Sì, diciamo che l'attrezzatura per quanto riguarda il vestiario è uguale, nel senso che abbiamo la nostra maglietta, il nostro pantaloncino, ecco, le scarpe chiaramente sono delle scarpe particolari che sono le stesse che si utilizzano sui campi in terra rossa, con un fondo particolare proprio per non scivolare, e chiaramente poi la racchetta, che è una racchetta studiata appositamente per il paddle, con degli spessori e delle grandezze che devono, diciamo, sono stabilite, ecco, dalla federazione, e basta. Questo è molto semplice come sport. Se qualcuno volesse praticare questo sport, come può contattarti? Sì, noi abbiamo una pagina social molto attiva che si chiama Padel Events Olbia, oppure può contattare anche me nella mia pagina come Giovanni De Rosas, o addirittura nel sito internet che è www.padeleventsolbia.it. Ciao Giovanni, noi ti ringraziamo, verremo presto a trovarti per i tuoi prossimi appuntamenti. Grazie a voi per averci dato anche la possibilità di far conoscere questa nuova disciplina. Ciao, io sono Laura e questo è il T-Gym.